si è stretto giù. Si è ristretto? Si è ristretto. E il vaso si è ristretto. L'acqua Evapora. E quando rendu l'aereo che ste acque, prima che come è sparite, le argille. Soversi di lavorare come prima versi sono lavorate argille. E gli è diventate dura. Col martello si spacca. Queste piere qui e gli mo crude. Si vede? Hai veduto il fuoco? Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, sarà una sorpresa, no? Sicuramente. Anche perché noi abbiamo lasciato i vasi che erano verdi, di terra verde. E allora come in milioni sei esprimido se sono restati verdi, no? Il colore. Sarebbe stato verde. Se sono restati grandi, come quanti io lasciati, le grandezze, e se proprio è anche tu, c'è che avere lasciato. Se qualcuno aveva tu fuori, se qualcuno aveva tu conchigli, se qualcuno aveva tu classe, se qualcuno aveva fatto impronti dei segni particolari, voi o poter inviarvi se tu che sta le restato. Tutti hanno capito, c'è quei dite? Invece ho capito? Allora, sarà proprio te di più. Guardi se sono un po' emozionati, io sono emozionata, facevo proprio di voi di biondi, cerca di sviluppo, no? Di tutto che smestri lavora qui. Allora io vi sarei scumo e dove lasciate le piere crude, verde, e come le chiattine queste diventate rosse. Le vi lasciate anche cemuterie come consistenze, come molte, e adesso e gli diventate, le proverete, le sentirete e gli diventate dure, resistenti anche. In plastiche anche no, si dice se c'è che volere di plasticità. Vuol dire si può modellare. Bravo! Che si può smodellare. Se modellabile anche no? No. No. Ma se metti in l'aria? Ma no. Anche tiere crude, se mettevi se giuntavi in le acque, sì. Si potevi tornare a modellare? Sì. E adesso no. E come? No. Non so. Però dovremmo. Ormai quella vetrina lì c'è un evento Ottavia. Vetrine, calzoni, si appiccica alle argille, si stacca le argille e si indurisce. Le acque sono state assorbite qui. L'acqua è stata assorbita completamente. E per piere crude, quando le acque erano assorbite, le piere erano diventate molle, grazie. Chi, come lo fa sì, e verificare le piere se le diventate dure e se le diventate molle se le state dure.
Sì, sono riempiti. Hanno cambiato colore. Pesante questo di questo. E lei è più pesante. Ok. Ho scoperto che è una scoperta sulla lingua, praticamente che il Veneto, io pensavo che il friulano e il Veneto fossero due lingue, invece il Veneto è un dialetto e il friulano è una lingua. Così qua sul tavolo è un suono, qui è un altro, e poi anche se fai così lì sotto un suono più grosso. Ci possono usare questi? Io ho scoperto che se fai così il suono è diverso, così. Il papà ha detto che mi cerca un artigiano che sappia fare questi vasi, così mi insegna. Eravamo parlando con delle signore che abbiamo incontrato al parco di Feletto, ho trovato un artigiano, un'artigiana che forse mi insegnerà. Dai, merita, coltiva questa cosa. Fare i vasi di argilla mi è piaciuto molto e vorrei rifarli, infatti chiedo a Babbo Natale se mi può portare un pezzo di argilla così li ritrovo. Anche quando abbiamo fatto i vasi, così chiedo sia a Babbo Natale di comprarmi un blocco di argille e sia al papà, così faccio tanti vasi di argille e dopo li vendo a 10 euro. Anche quando abbiamo visto le mani